In concomitanza delle feste del Natale e dell'Anno Nuovo saranno disposti dei servizi per una più incisiva azione di controllo del territorio. È questa la risposta dell'Arma alla richiesta di sicurezza dei trevigiani in vista delle festività. Il generale di brigata Maurizio De Talmo Mezzavilla, comandante della Legione Carabinieri Veneto, ha incontrato il comando provinciale di Treviso, un'occasione per rilanciare il tema trattato poco prima in prefettura, dove si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, disposto un potenziamento dei controlli per prevenire furti e rapine, ma anche una maggiore collaborazione interforze, così come è stata sperimentata durante il Ponte dell'Immacolata. Abbiamo attuato tutta una serie di controlli all'uscita dei caselli autostradali, d'intesa anche con la polizia stradale. Le pattuglie miste saranno replicate almeno fino all'Epifania e più partecipazione viene chiesta anche ai primi cittadini che auspicavano un tavolo per affrontare l'emergenza. È necessaria la collaborazione di tutti, quindi chiaramente io invito anche sempre i sindaci a vedere con le forze di polizia municipale di concordare anche con le stazioni dei carabinieri delle misure per arginare la questione. Le forze in campo infatti sono quelle che sono, ma per il momento l'idea di utilizzare l'esercito resta solo una proposta da dibattito. Se sei sotto organico bisogna fare in modo che chi può occuparsi di sicurezza e oggi non lo fa, penso ai tanti militari che abbiamo, di mandarli a collaborare con le forze di polizia per strada, non c'è nulla di scandaloso. L'impiego dell'esercito comporta una valutazione politica che non è al mio livello e pertanto mi astengo da valutazioni. E così il verde militare in città per ora è solo un'illusione ottica, l'aviazione in festa per la Madonna di Loreto.